Il Friuli torna al centro dell'Europa con SUNS, il Festival delle Arti in Lingua Minorizzata. SUNS Europe compie 5 anni riportando il Friuli al centro dell'Europa dal 15 al 30 novembre. Saranno 15 giorni intensi caratterizzati da una serie di eventi sparsi sul territorio e dedicati alle arti in lingua minorizzata. L'evento è organizzato dalla cooperativa Informazione Friulana. Un grande lavoro anche per questa edizione, ma soprattutto il coinvolgimento dei giovani. Anche nelle edizioni passate hanno dimostrato grande interesse. Sì, diciamo che i giovani li abbiamo all'interno dell'organizzazione e naturalmente anche tra il pubblico, quelli molto giovani, perché tra le varie iniziative di SUNS Europa ce n'è anche una dedicata in maniera specifica proprio per i ragazzi delle scuole superiori del Friuli, per cui c'è questa occasione in cui i giovani incontrano gli artisti che partecipano a SUNS Europe e poi naturalmente anche nel pubblico dei vari eventi, soprattutto dei concerti, perché la musica, come dire, è lo strumento principale, il veicolo principale per portare, no, le lingue minorizzate e le culture e le identità che queste lingue esprimono appunto attraverso la musica. È la maniera forse più facile, più diretta per coinvolgere i giovani che sono sempre più interessati. Perché dico che è importante per i nostri giovani? Perché all'interno proprio di SUNS c'è un momento particolare dedicato appunto al rapporto con le scuole, quindi le nostre scuole con una quantità di studenti veramente molto alta parteciperanno a un concerto aperto in cui ci sarà uno scambio anche di idee, no, con gli autori al Giovanni da Udine, e questo ci fa ben sperare, soprattutto per l'interesse che viene dimostrato per la lingua friulana negli ultimi anni, ma che testimonia un po' anche il fatto che è stato fatto un lavoro che ormai dura da decenni e quindi dà i suoi frutti.